Amici di A Tutto Campo, l'ultimo giovedì del mese parleremo di calcio dilettanti in prima serata alle 21. Si parte giovedì 24, il primo tema dedicato agli arbitri, intervista al presidente Massimo Della Siega. Con i nostri ospiti parleremo di questo tema, lo analizzeremo e poi il riepilogo di quello che è stato il calcio regionale. E rivedremo le migliori giocate, analizzeremo le squadre più e le squadre meno. Vi aspetto giovedì 24 ottobre alle 21 con l'intervista a Massimo Della Siega. Si parte giovedì alle 21. Vi aspetto a Tutto Campo, il meglio. Gol, immagini del calcio dilettanti solo su FVG Sport Channel, solo lunedì in gol. Ben ritrovati amici del calcio dilettanti, una puntata ricca come sempre anche in questo lunedì. C'è molto da parlare, c'è molto soprattutto da vedere quello che è successo sui campi. Parto con una notizia in prima categoria per fare i complimenti, visto che ha toccato quota 400 gol, bomber Gomiero della Valle Noncello, lo dice il Messaggero Veneto. Valle Noncello ancora ok, Gomiero ciuffa il Teor con il gol numero 400, niente male, insomma. C'è anche la foto che abbiamo pescato proprio da Facebook, l'amico e allenatore Bobo Sonego ha postato su Facebook questa maglia celebrativa che poi noi abbiamo condiviso sulla nostra pagina di A Tutto Campo, che vi invito sempre a visitare. Cliccate mi piace, trovate queste curiosità, trovate gol e potete anche voi condividere sulla nostra pagina quello che è il racconto anche quotidiano del calcio dilettanti. Il racconto noi lo facciamo tramite i gol e cominciamo subito a proporveli partendo dalla promozione Girone B, tornando sull'anticipo di sabato. Succede poco, un pareggio 1-1, Pro Cervignano ancora in cerca della vittoria, dice il Messaggero Veneto. È stato il derby Pro Cervignano San Giorgina, partiamo da quello, è Ietri a riacciuffare la Pro Cervignano che stava pensando alla vittoria, ma invece decide come sempre il bomber della San Giorgina, una San Giorgina magari non brillante come nelle ultime uscite, ma che porta a casa punti buoni e rimanda ancora la vittoria Sandrin in casa. Vediamo. È 1-1 tra Pro Cervignano e San Giorgina, padroni di casa in vantaggio, poi ripresi però nel secondo tempo. Qui la punizione di Ietri, traversa, la spacca praticamente Ietri della San Giorgina. Ancora Ietri, mentre rivediamo la sua punizione, ne farà altre dopo, ancora per esempio questa deviata, il pallone che però torna buono e danza ancora in area di rigore, poi il destro di Michelon finisce altissimo, occasionissima poi la prima per la Pro Cervignano, sul secondo palo arriva Marino, Flebus però si distende e copre tutto lo specchio della porta e para. Rivedremo fra qualche istante questa azione della Pro Cervignano, che è la prima vera occasione da gol per gli uomini di Sandrin, con Marino sul secondo palo e Flebus che chiude tutto lo specchio. Altra occasione poco dopo però per la Pro Cervignano, con il pallone che danza, attraversa tutta l'area piccola, però non riesce nessuno a trasformarlo in gol. Altra punizione di Ietri, vicinissimo al vantaggio la San Giorgina, ma vola Saranovic, arriva però l'1-0 di Pavan, il diagonale con il destro potente, preciso, il vantaggio della Pro Cervignano al 42esimo del primo tempo. Il destro a incrociare di Pavan, che rivediamo non può arrivarci Flebus, questa volta arriverà però nella ripresa il pareggio della San Giorgina. Lo firma Ietri sul primo palo, non senza colpe qui il portiere della Pro Cervignano Saranovic. È 1-1 tra Pro Cervignano e San Giorgina.
E adesso parliamo dell'alta classifica in promozione Girone B con Torreanese, Oltre e Tor Viscosa, grandi protagoniste, sono loro insomma che possono al momento, così dice la classifica, possono giocarsi la promozione di categoria, anche se lì resta il Vesna, assolutamente una squadra, quella triestina, da tenere sott'occhio. Però al momento ci sono le squadre della provincia di Udine che stanno meglio. Torreano riapre il campionato, dice nel suo punto il Gazzettino, perché ferma un attimo quest'Oltre lanciatissima che non aveva mai subito gol, stavolta però Martinis manda a KO l'Oltre ed è il primo gol e la prima sconfitta per la squadra di Cenci. Resta un cammino fantastico, era la sfida tra due belle realtà, si conferma grande sorpresa la torreanese di mister Peressutti. Davvero complimenti, vedremo le immagini della sfida, dello scontro diretto. L'Oltre domenica giocherà con il Tor Viscosa a casa della squadra di Carpin, e anche questo sarà uno scontro tutto da seguire, sarà anticipato al sabato, in un sabato ricco di appuntamenti. Ci sarà anche il derby d'eccellenza a Tolmezzo Gemonese. Dicevamo però in promozione sfida da seguire Tor Viscosa Oltre, due squadre che arrivano dall'Oltre e dalla sconfitta per 1-0, invece vittoria di misura per il Tor Viscosa. Ci pensa Godes, come leggiamo sul Messaggero, su punizione, e lui a lasciare a secco l'Isonzo. Una vittoria sofferta, ma alla fine grazie al gol di Godes al 47esimo, all'ultimo respiro, il Tor Viscosa fa punti che sono preziosissimi. Certo, a mister Carpin forse manca un attaccante come era lui, perché zona gol questa squadra non convince ancora del tutto. Chissà, forse se c'era ancora lui in campo di gol ne vedevamo ancora di più. Era partita bene là davanti, poi pian piano le cose sono cambiate, ma quello che conta adesso sono quei 3 punti che tengono il Tor Viscosa lì, insieme a Torreano, insieme a Faedis. Sono le squadre di cui parliamo nei prossimi servizi, ce li guardiamo: Valentina Bernardini, Oltre Tor Viscosa, e poi il servizio Torreanese, e poi il servizio su Isonzo Tor Viscosa. Pesantissima vittoria del Tor Viscosa allo scadere, prosciuga l'Isonzo e si avvicina -2 alla vetta della classifica. La prima occasione è per Pitta, ne avrà tantissime, la discesa palla al piede, il destro a terra Paduani, il portiere dell'Isonzo. La reazione della squadra di casa, prima Milan che prova con il sinistro, poi Ferrazzo va a parare, in questo caso Buso, di nuovo Pitta che questa volta si traveste da assist man, il taglio per Turchetti, la gran palla, esce Paduani tempestivamente, la grande uscita del portiere dell'Isonzo. Ancora di nuovo invece i padroni di casa pericolosi con Soggia, questa bomba dalla distanza, Perone che rimbalza, finisce fuori, sfiora il palo da corner, poi lo scambio, il tiro cross, questa volta è Buso che deve impegnarsi a mettere fuori. È un buon momento questo per l'Isonzo con Milan che riceve il pallone, poi guarda la porta, alza la testa, fa partire il sinistro che però è debole. Andiamo con le immagini al secondo tempo in cui giocherà nettamente meglio il Tor Viscosa. Pitta fa tutto benissimo, ma lo fa anche Paduani, la gran botta con il destro di Pitta che oggi non riuscirà a segnare, però farà una grandissima partita. Rivediamo ancora il destro di Pitta, molto meglio, dicevamo, il Tor Viscosa nella ripresa. Qui Michelin, il suo diagonale, finisce largo, il portiere dell'Isonzo allungato, non ci sarebbe comunque mai arrivato. La squadra di Carpin che attaccherà fino all'ultimo minuto, vedremo poi come andrà a finire questa incredibile partita. Ancora Pitta sulla destra, ancora lui defilato, questa volta Paduani sul primo palo, pericoloso però l'Isonzo che si fa vedere in contropiede Milan per Bragagnolo, a terra ancora Buso, non passa niente dalle parti di Buso. Di nuovo Tor Viscosa si va da una parte all'altra, indovinate chi ci prova ancora? Pitta, diagonale largo di niente, questa volta
C'è veramente un'occasione dietro l'altra a San Pier di Sonzo, qui il sinistro viene respinto ancora dal portiere della squadra di casa, pericolosissimo. Poi questo tiro al volo si rivede anche Lisonzo, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Buso. Stanno per svanire le speranze del Tor Viescosa di mettere questa partita sui binari giusti, sembrano sparire su questo destro alto, ma arriva poi il minuto numero 93. Godeas si inventa questo gioiello su punizione, fa impazzire i tifosi del Tor Viescosa. È game, set and match, vince il Tor Viescosa. Lisonzo è prosciugato. Vince la Torrianese sul campo dell'Oltre a Faedis, si avvicina a -1 proprio dai rivali di giornata. Primo gol subito e prima sconfitta per gli uomini di Cencig. Qui subito Torrianese con questo sinistro dalla distanza, ci arriva però Zanier. Poco dopo la reazione dell'Oltre con questo rinvio sbagliato. Amankva, il destro largo, anche ostacolato l'attaccante dell'Oltre. Al 12° minuto gol decisivo, Carlo Martinis dalla bandierina, Luigi Martinis sul secondo palo. 1-0 Torrianese, l'esultanza di Luigi Martinis, palla che come si può vedere è chiaramente entrata in gol. La reazione dell'Oltre immediata, qui smanaccia Menichino, poi salva sulla linea un difensore. Ancora Oltre poco dopo con questo destro dalla distanza che finisce fuori di poco. È un ottimo momento per la squadra di Cencig che farà di tutto per pareggiare questa partita. Qui a Mancava, poi il sinistro in area di rigore, la respinta ancora di Menichino, la grande occasione poi sotto porta da calcio d'angolo strepitoso. Qui Menichino, il colpo di Reni, rimane in piedi fino all'ultimo il portiere della Torrianese. Si rivede la Torrianese anche con Carlo Martinis, la punizione respinta da Zanier, e poi il tiro, la ribattuta che non va a buon fine, ma è sempre Oltre a cercare di pareggiare la partita. Qui Amankva andrà dentro per Pentima, è una buona occasione, svirgola però con il sinistro il giocatore dell'Oltre. Altra grande occasione qui con Miano, poi chiude invece Petrussi con un grandissimo intervento decisivo. Lo stesso copione nella ripresa, non cambia niente. Parisi qui rischierà quasi l'autogol su questo cross, però il miracolo di Menichino mettere il pallone sopra la traversa. Miano poi ancora lui, la punizione, una bomba, il palo pieno, dice di no al giocatore dell'Oltre. Ci proveranno davvero tutti fino all'ultimo minuto. Qui rivediamo ancora la punizione di Miano che si stampa sul palo, dicevamo ci provano tutti, qui ci proverà ancora Amankva, il pallone però non riesce a essere indirizzato verso la porta per un altro grande intervento. Non c'è più tempo, finisce così il big match, vince la Torrianese. Attenzione, in questa puntata si vedranno un po' di immagini dove saranno un po' contestate certe decisioni arbitrali. Una settimana che vedremo dopo, ne torneremo a parlare, particolare, un weekend non fortunato proprio per i fischietti. Vi ricordo che giovedì alle 21 sarà nostro ospite in diretta Massimo Della Sega, con lui parleremo ampiamente del mondo arbitrale, cercheremo di capire molte cose e voi potrete anche intervenire in diretta, potranno intervenire le società chiamando, insomma sarà uno spazio di approfondimento, ma come sempre non per fare polemica, per dire era rigore, era o non era, era espulsione, era ammonizione, no, per fare un servizio, per approfondire, per cercare di capire, per cercare tutti di migliorare. E quindi un bel confronto, quello che vedrete alle 21 di giovedì con Massimo Della Sega e i nostri ospiti. Avrete visto il nostro promo anche in onda. E appunto guardiamo in copertura le immagini di Sesto Bagnarola Brian, tutto nel finale, dice il Messaggero Veneto, il Brian riacciuffa il pareggio proprio a fil di sirena. Infatti ecco le immagini. Ringraziamo anche il Brian e le immagini di Mario Benedetti per le immagini in trasferta. Prima c'è il gol di Gonzatti su calcio di rigore. Vedete un po' cerchiato, il giocatore del Sesto Bagnarola cade a terra. Sinceramente non voglio sbilanciarmi, forse leggermente generoso, però nella confusione ci può stare. E arriva il vantaggio, l'1-0 del Sesto Bagnarola. Attenzione dopo. Prima Cella, siamo al 50°, ormai la partita è finita, al 50°, Cella cade in area, qui l'arbitro, che ricordiamo le Tortole di Cervignano, lascia proseguire,
Stessa azione, proseguo, ritorna palla all'attaccante di Precenicco, si gira e qui non ci sono dubbi, qui si vede bene l'arbitro, fallo di mano, rigore netto e pareggio di Longo su rigore, proprio allo scadere. Poi la partita si chiude con l'1-1, punticino che per il Sesto Bagnarola diventa, non piace tanto perché ormai aveva fatto gol a questa vittoria contro un Brian che invece a questo punto deve accontentarsi ed è manna dal cielo l'1-1, un Brian che, siamo sinceri, come inizio di stagione è sotto un po' le aspettative, non è una brutta classifica, 9 punti, ma non è neanche Chelsea, insomma qualcosa di più ci potevamo aspettare dalla squadra del presidente Chiandotto. Andiamo avanti, altre immagini in copertura sono quelle che parlano invece del Camino. Sul Messaggero Veneto si parla proprio del Camino che fa scintille ma si spegne sul più bello, il Flumignano pareggia all'89esimo. Ecco le immagini, 2 gol, il vantaggio succede tutto nella ripresa. Prima Ottogalli all'8° minuto porta in vantaggio la squadra di mister Temporini, che aveva definito molto importante questa partita per i suoi, la voleva vincere, sembrava fatta, ma come detto si spegne sul più bello, si spegne al 44esimo, arriva il gol dell'1-1. Ringraziamo per le immagini la società del Camino, che anche in trasferta, in un campo non facilissimo dove riprendere, quello di Flumignano, ci ha regalato queste immagini. E quando parlo di collaborazione, di esempio, quest'anno mi sentirete fino alla noia parlare di società come queste, che fanno vedere anche agli altri il calcio dilettanti, agli altri che non collaborano. Andiamo avanti. Camino abbiamo parlato, quindi erano scontri salvezza, questo era uno scontro salvezza, quello del Sesto Bagnarola è un punto buono per la sua salvezza, stiamo parlando di neopromossa il Gravis, che poteva pareggiare col Flaibano, ma è stato un po' sfortunato, lo dice il Messaggero Veneto, Gravis è lato e poi sotto, attenzione però, Namio il Flaibano soffre ma fa il pieno. Ecco, adesso vedrete proprio nel dettaglio, grazie alle immagini sempre puntuali e perfette del Flaibano, vedrete la ricostruzione di questa partita. Sì, sfortunato in occasione della traversa il Gravis, ma anche il Flaibano ha sbagliato molte occasioni per chiudere la partita. E poi sicuramente 2 gran bei gol di Namio. Vediamoceli. Fatica un po' il Flaibano, ma vince. Resta senza successi e ultimo in classifica in promozione girone A il Gravis. Protagonista Namio, a cui proverà a rispondere Fasan, e con questa vittoria la squadra di Pizzolitto si piazza comoda a metà classifica. Si parte così: cross di Pinzano, conclusione di Pontoni, sulla traiettoria c'è Namio che col tacco mette all'angolino, un po' fortunato, un po' lesto. Ecco la rete dell'ex caporiacco, vantaggio per il Flaibano dopo 13 minuti di gioco. Facile la parata qua di Santuz sul colpo di testa ravvicinato, ma il Flaibano insiste, prolunga di testa, arriva Namio, salta il portiere, salta anche il difensore. Un po' goffo il tentativo in questo intervento del difensore del Gravis, ma bellissimo il gol di Namio che esulta sotto la tribuna del Flaibano insieme a Cortiula. Rivediamo la grande giocata del numero 9, ecco, facile saltare l'avversario e poi la mette all'incrocio sul secondo palo, un gol bellissimo. C'è la reazione del Gravis, eccola qua, Fasan, conclusione da fuori di grande precisione, angolino dove non può assolutamente arrivarci Cortiula, il destro di Fasan è perfetto. 2-1, passiamo alla ripresa, ci prova con conclusioni dalla distanza il Gravis di mister Cesco. Cortiula sembra sempre controllare, dall'altra parte risponde così il Flaibano, solo brividi per Santuz. Ancora Flaibano che attacca, colpo di testa di Namio, fuori. Avrebbe l'occasione di pareggiare il Gravis e
Fasan con questa grande giocata a seminare il panico alla difesa del del Flaibano, il pallone si stampa sulla traversa. Fasan che poteva rispondere alla doppietta del collega Namio e però sfortunato qua Pinzano si divora il gol del 3-1, sembra non volerla chiudere la squadra di Pizzolitto, infatti sul finale saranno vari gli errori come questo che vedete. Poi Santuz ottimo in uscita a fermare il lanciato a rete Namio, e poi ancora il numero 9 che per sua imprecisione tirerà fuori col sinistro da buona posizione, finisce 2-1. E a proposito di squadre che collaborano, grazie alle quali possiamo vedere le immagini anche in trasferta, sottolineo anche le riprese del Porcia in quel di Cordovado, dove purtroppo non siamo mai riusciti ad avere collaborazione da quando è in eccellenza che ci proviamo, ma vabbè, a parte questa cosa, sottolineo, ringrazio il Porcia per le immagini. Sclabas risolleva la SPAL, le immagini del Porcia che parlano però purtroppo per loro della vittoria della SPAL Cordovado, occasione persa per restare vicina al Cordenons per il Porcia, che resta comunque in un'ottima situazione di classifica. Vedremo queste immagini e poi vedremo il pareggio a suon di gol tra Caporiacco e Fiume Veneto Bannia. Infatti dice il Gazzettino: pareggio pirotecnico al ritmo di goleada. Grazie alle riprese del Caporiacco cerchiamo di vedere tutti questi gol, sono 6, insomma siamo tutti curiosi. E allora i servizi. Curioso scivolone dei Purliliesi in casa di una satanata Spal Cordovado che riesce a vincere nonostante i gravi errori dell'arbitraggio, quasi tutti a suo danno. L'1-0 che chiuderà l'incontro è il frutto dell'unica azione da gol dei locali nel primo tempo, che per il resto è sostanzialmente dominato dagli ospiti, che tuttavia non riescono a concretizzare né da calcio piazzato con Sirigu, neppure al termine di una bellissima azione solitaria di Gaiarin alla mezz'ora. Alla fine il suo diagonale si spegne di poco a lato. Passano 4 minuti e da una rimessa laterale a lunga gittata di Bortolussi matura del tutto inaspettatamente il vantaggio dei locali, con Boatto che sfiora per primo la sfera di testa, ma a insaccare giunge infine Sclabas, colpevolmente lasciato libero di calciare a rete. Si entra così nella ripresa, che inizia con una spettacolare ripartenza della SPAL, che grazie a una serie di tocchi di prima sulla fascia sinistra arriva infine a servire al limite dell'area un Infanti lanciato a rete, che tuttavia ha la sfortuna di centrare il palo. Il Porcia cerca la reazione, ma è altrettanto sfortunato quando al termine di una azione concitata in area nata dagli sviluppi di un piazzato di Sirigu, Zambon da pochi passi trova soltanto l'esterno della rete. Al 19esimo il primo episodio dubbio che pesa sulla direzione del signor Sussi di Gorizia. Sclabas entra in area rincorrendo la sfera, sulla quale si avventa anche Perissinotto che lo atterra in modo abbastanza evidente, ma l'arbitro non solo glissa sul rigore ma non ferma neppure il gioco sulla base del fatto che il numero 11 locale è rimasto a terra a seguito del fallo subito. La SPAL non perde l'entusiasmo e continua a cercare il raddoppio, costruendo poco dopo la mezz'ora 2 occasioni davvero ghiotte, ma in nessuno dei due casi il numero 9 Boatto riesce ad insaccare. Nel secondo caso a causa di uno stop sbagliato che gli fa perdere il tempo per il tapin vincente. L'ultimo episodio dubbio della gara è anche quello che chiude l'incontro. Al 41esimo Odorico, lanciato in contropiede, viene atterrato, è un palese fallo su ultimo uomo, ma Sussi fischia il fuorigioco che secondo lui è avvenuto un attimo prima. Tuttavia, come è possibile osservare facilmente da questo fermo immagine, sia l'autore dell'assist sia Odorico si trovano in quel momento all'interno della propria metà campo. Termina dunque così, purtroppo, sull'ennesima assurda svista arbitrale, questa partita che serve comunque a risollevare la SPAL dalle zone basse della classifica. Dopo la bruciata nel derby, il Fiume Bannia non sfonda neanche nel facile campo del Caporiacco, anche se va in vantaggio subito con questo colpo di testa di Dazzi, palla schiacciata imprendibile dall'Arche, portiere del Caporiacco, e l'1-0 del Fiume Bannia, partita pirotecnica a Caporiacco. Rivediamo nel frattempo il gol di Dazzi, reazione immediata però del Caporiacco, contropiede, e solo Serafini, palo pieno, era di fronte a Lovisotto, era da solo Serafini, ha preso il
palo, ancora Caporiacco, stavolta Delli Santi, è bello il suo lavoro, il suo destro però finisce largo, meglio il Caporiacco dopo il gol del vantaggio del Fiume Bannia con questo destro di Dalla Torre che stiamo per vedere, punta l'uomo in area di rigore, punta proprio Dazzi, il destro Lovisotto questa volta ci arriva e si ripeterà, il portiere del Fiume Bannia sul calcio di punizione di lì a poco, con i pugni allarga il pallone, si rivede anche il Fiume Bannia in campo con Manzato che però arriva di poco tardi all'appuntamento con il gol, poi grande occasione qui invece per Vendrame, il suo destro, il pallone che rimbalza di fronte ad Allar che non ci sarebbe mai arrivato. E poi guardate cosa succede, l'espulsione del capitano del Fiume Bannia per questo intervento in gioco pericoloso in area di rigore, praticamente un calcione, probabilmente voleva anche prendere il pallone, ma fatto sta che non l'ha preso. Sugli sviluppi poi del calcio a 2 in area, il destro, il gol di Dalla Torre, l'1-1 del Caporiacco, pareggia quindi la squadra allenata da Copetti, l'1-1 proprio del Caporiacco con Dalla Torre al 33esimo, Fiume Bannia che proverà a reagire, questo pallone però servito da Manzato poi finisce alto alle stelle praticamente il sinistro, il gol che arriverà lo segnerà Vendrame dopo il gol nel derby, si ripete ancora Vendrame con il sinistro, questa volta non può farci niente dall'Arche, il 2-1 del Fiume Bannia che torna subito avanti, rivediamo ancora il gol di Vendrame preciso, il sinistro con il piatto a incrociare ad inizio ripresa, poi 3-1 addirittura del Fiume Bannia con Manzato, la sua punizione, il Caporiacco però qui inizia ad abbozzare una grande reazione, qui il sinistro ci mette ancora i guantoni Lovisotto, sempre però il Caporiacco a provare a riaprire questa partita che ormai sembrava strachiusa, qui arriverà però un tiraccio da parte di Carlos che non si coordina bene, manda il pallone altissimo, poi clamorosa doppia occasione e qui si mangerà le mani il Fiume Bannia per chiudere, ma sarà bravissimo Dall'Arche, quindi vedremo anche questa occasione col pallone che poi sfila alla sinistra del portiere del Caporiacco che però qui va a chiudere tutta la porta al giocatore del Fiume Bannia e allora arriva il calcio di rigore per questo fallo di mano di Dazzi che aveva fatto gol, aveva aperto questa partita, poi la condiziona con il suo fallo di mano, si prende anche il cartellino giallo, calcio di rigore per il Caporiacco, quindi occasione di riaprirla per gli uomini di Copetti, la riapre in effetti Dalla Torre, la doppietta per l'attaccante del Caporiacco, 3-2, arriverà poi anche il rocambolesco gol del 3-3, siamo praticamente allo scadere 92esimo, il destro di Delli Santi finisce 3-3, l'esplosione di gioia dei tifosi del Caporiacco, un punto meritatissimo, si ferma ancora il Fiume Bannia mentre andiamo a rivedere per l'ultima volta il destro di Delli Santi che vale il 3-3 finale. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, a Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora e per saperne di più visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura, scegli il coniglio friulano allevato in un'oasi verde.
Se cerchi casa, Edilcao Mozzo fa il caso tuo. Edilcao Mozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati, dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, ville a schiera. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Amici di A Tutto Campo, l'ultimo giovedì del mese parleremo di calcio dilettanti in prima serata alle 21. Si parte giovedì 24, il primo tema dedicato agli arbitri, intervista al presidente Massimo Della Siega. Con i nostri ospiti parleremo di questo tema, lo analizzeremo e poi il riepilogo di quello che è stato il calcio regionale. E rivedremo le migliori giocate, analizzeremo le squadre più e le squadre meno. Vi aspetto giovedì 24 ottobre alle 21 con l'intervista a Massimo Della Siega. Si parte giovedì alle 21. Vi aspetto A Tutto Campo, il meglio. Il meglio deve ancora venire. E adesso ci concentriamo sulla promozione Girone A, andiamo a guardare quello che succede in vetta proprio, punto del Gazzettino, il Cordenons tenta la fuga, sì, lo può fare la squadra di Franco Martin e Zanon che è stato nostro ospite la scorsa settimana, può tentare la fuga perché il Porcia abbiamo visto che ha perso, Fiume e Bannia hanno pareggiato, le squadre che sono lì vicine, ma soprattutto quella con più credenziale, il Torre, ha perso contro il Prata. Vedremo le immagini di queste squadre di vertice e quindi c'è da sottolineare il riscatto dei mobilieri, Gazzettino, Immobilieri, la squadra del presidente Maccan, il Prata, gol di Danso decisivo, e poi Gran Lignano, quello di Flaborea, dice il Messaggero Veneto, con la capolista, poi crolla. Mi permetto, visto che abbiamo visto le immagini, buon Lignano effettivamente, paga qualche errore, il punto poteva starci, paga però qualche errore e si vede l'esperienza, il tasso qualitativo in questo momento superiore del Cordenons. Bisogna dargli tempo a Flaborea, c'è da lavorare. Flaborea nei commenti dice non meritavamo di perdere, e infatti è vero, ci stava, poteva strappare il primo punto, poteva strappare un punto il Lignano, resta comunque precaria la classifica, solo 4 in graduatoria per la squadra del presidente Scudeler, che come sappiamo da questa settimana ha il nuovo tecnico, da questa partita era la prima di Flaborea, c'è il nuovo tecnico. Sta bene il Cordenons, torna a fare punti anche il Prata di Giavon. Vediamoci queste partite. È bravo il Calcio Prata a non addormentarsi in campo al termine di una delle partite più noiose che il calcio dilettanti ricordi e a trovare nel secondo tempo, grazie alle forze fresche del nuovo entrato Emanuel Danso, il guizzo che, pur da solo, vale 3 punti preziosi. Unica emozione del primo tempo, questa parata di Allegretto su un sinistro di Enrico Lomanto che arriva al 44esimo. Al 13esimo della ripresa la prima pseudo occasione è di marca ospite con Capitan Peressin che non riesce a spizzare di testa il cross teso da calcio piazzato di
Beacco. Nel frattempo Giavon ha messo in campo Danso, che già al 25esimo mette i brividi ai pur sparuti tifosi ospiti, ma questa volta sul suo tentativo di pallonetto ha la meglio Allegretto. Non sarà così 3 minuti più tardi, quando lanciato a meraviglia sul filo del fuorigioco da De Pandis, Danso ha tutto il tempo di trovare la traiettoria giusta per insaccare con un preciso rasoterra alle spalle di Allegretto. Rivediamo il bel destro del numero 18 che dopo la rete esulta a modo suo, con fierezza e a muso duro. Il gol dell'1-0 locale risveglia il pubblico, ma non sblocca la monotonia della gara, che come ultimo episodio ha ad offrire solamente l'espulsione di De Zorzi da parte di De Prato di Udine. Parrebbe dalle immagini, per qualche parola di troppo, che il numero 5 del Torre avrebbe riservato al suo indirizzo dopo un primo cartellino giallo per una spinta sull'Omanto. Così, a fine gara, gli applausi sono più che altro per un Prata che con il minimo sforzo agguanta il massimo risultato, frenando la corsa del Torre verso la testa della classifica del girone A di promozione. La capolista fa visita al Lignano del neomister Agostino Flaborea. Dopo l'esonero di Neri cerca punti la squadra del presidente Scudeller. Per una buona oretta riuscirà a tenere testa questo Cordenos, che parte in avanti con il colpo di testa di Russo. L'ex Fontanafredda non inquadra la porta. Poi Gobbato per poco non concede palla a Xiang, l'assist fortunatamente per lui che chiede scusa non gli riesce. Poi arriva il vantaggio del Lignano con Virgolini, fortunato un po' al 25esimo, secondo gol consecutivo per lui dopo quello col Porcia, punizione dalla sinistra. Lui intercetta, praticamente aiutato da un rimpallo sul primo colpo di testa di Fagiani. Ancora un colpo di testa, sempre Fagiani, Fabio, pallone fuori. Il Lignano insomma gioca bene, tiene testa al Cordenos, ma non fa i conti al 42esimo con Sacker. Sono i gioielli di mister Zanon e Franco Martin a fare la differenza. Forse il gioco non è ancora del tutto convincente, ma quando i giocatori sono questi, vincere è più facile. Gol di Sacker 1-1 al 42esimo. Poi grande Gobbato sulla conclusione di Xiang, bella parata, si dispera il bomber del Cordenos. Rivediamo il gesto di Gobbato che fa buona guardia sul primo palo e mette fuori con la manona. Ancora Xiang, proteste per questo intervento in area di rigore. Il Lignano crede nel punto quando vede anche le punizioni di Sacker andare fuori lo specchio della porta, ma al 38esimo Gobbato intercetta, ma non è perfetto nella sua deviazione, resta lì ed Amadio, che pensate, entra dalla panchina, decide. Un lusso questo giocatore per Zanon, fa festa in tribuna il presidente del Cordenons, che vede la sua squadra prima in classifica e con questo gol di Amadio abbozzare una prima ma importante fuga in classifica. Parliamo di eccellenza, saliamo ancora di categoria, continuiamo con il nostro lunedì in gol, arriveremo fino alla Serie D con un omaggio al Pordenone, primo della classe della categoria interregionale. In eccellenza partiamo dal pareggio Manzanese-Chions. Chions mette solo paura alla Manzanese, dice il Messaggero Veneto. Infatti aveva trovato il vantaggio con Volpati, poi subito il pareggio di Monnes che si conferma bomber dall'usato sicuro in eccellenza e ha già sommato qualche gol in categoria e in questa stagione con la Manzanese, anche se il bomber al momento dell'eccellenza si chiama Zucchiatti della Virtus Corno, che ha un rendimento strepitoso, questo centrocampista offensivo. Poi vedremo il suo gol con l'ISM che davvero continua a sorprendere dopo la stagione a Caporiacco, ancora meglio di 2 anni fa. Parentesi a Cras, ricordiamo, non fortunata, adesso esploso di nuovo con la Virtus Corno, però in eccellenza, non più in promozione. Chiusa questa parentesi, torniamo a Chiose e Manzanese, devono accontentarsi di un punticino a testa che muove la classifica e fa comunque bene tra 2 squadre di buon livello. Vediamo.
Un punto a testa, ma la Manzanese voleva la vittoria in casa con il Chions. Parte in attacco, liscio in difesa, poi se la cava, spazza Santarossa. Calcio di punizione per il Chions. Vritz ci prova, però finta il tiro e dalla distanza. Ancora Santarossa. Ancora in attacco il Chions. La conclusione col sinistro interessante. Era di Zusso. Petranca la passa sempre liscia, non però quando Volpati di testa al 35esimo fa 1-0, troppo libero, troppo solo, è il vantaggio del Chions che dura pochissimo, però non passa neanche un minuto, batte dal centrocampo la Manzanese, lancio lungo, c'è Monnes, difesa impreparata, Peruc non può nulla, il sinistro di Monnes a superare il portiere e il pareggio della Manzanese. Nella ripresa la squadra di Ludia potrebbe anche vincere, c'è una protesta del Chios con Zusso che cade in area, si lascia andare secondo il nostro parere, potrebbe anche vincere, dicevamo la squadra di casa, questa l'occasione più importante, il palo di Monnels, sarebbe stato il gol del 2-1, si chiude con una bellissima azione che grida ancora vendetta, calcia al volo Comaz ma non trova la porta. Guardiamo la zona salvezza dell'eccellenza, ci sono i punti del Muggia, importanti, il Muggia tira un sospiro di sollievo, il piccolo va a approfondire, la vittoria del Muggia, dice Potasso, squadra decisa, complimenti a tutti ma soprattutto ai fuori quota. Non abbiamo purtroppo le immagini da 13°, dove quest'anno latitano. Ci sono le cronache dei giornali che hanno parlato dell'errore arbitrale. Messaggero Veneto, firma di Gianluca Pantò, al 13° va di traverso un rigore, un calcio dagli 11 metri inesistente, sentenza netta quella del giornalista del Messaggero Veneto, e ne parleremo anche giovedì di questo episodio con i nostri ospiti, approfondiremo, pare ci sia stata una simulazione tremendamente evidente, nemmeno l'assistente ha aiutato l'arbitro, e anche qua torniamo a quello che faremo giovedì, non è tanto l'episodio ma con Della Siega cercheremo di capire perché non ci possa essere magari più dialogo, più presenza degli assistenti di linea, no? In questo caso, secondo chi era presente, l'assistente non ha aiutato per nulla l'arbitro, che era a turno di Pordenone, che ha avuto una svista clamorosa. Insomma, è curioso che capiti sempre al Muggia, però prima favorito Gemona e adesso a 13°. Insomma, diciamo che in una annata che non sarà facile per arrivare alla salvezza, certi punticini in trasferta che arrivano anche con l'aiuto, con la fortuna delle sviste arbitrali, non fa male. Comunque non possiamo sbilanciarci più di tanto senza le immagini, a noi non piace, ma sottolineiamo che c'è qualche situazione arbitrale che, come vi ho detto, questa settimana ha fatto parlare, e dopo vedremo invece Charlins contro Cas. Dicevamo, in zona salvezza non abbiamo purtroppo neanche le immagini da Gemona, però sottolineiamo tramite il piccolo purtroppo la partenza disastrosa per il San Luigi, sono troppi gli infortunati e questa la disamina. San Luigi che ha perso 2-0 con la Gemonese ed è in una situazione mai stata così critica in classifica. Ma passiamo alle immagini, parlando sempre di salvezza, è un momentaccio per il Lumignacco che perde contro il San Daniele per 1-0, e invece è una vittoria preziosissima quella del Tolmezzo, fior decisivo. Sto leggendo il Messaggero Veneto, il Tolmezzo così espugna la tana del Rivignano, mentre per quanto riguarda il San Daniele con Lumignacco, sempre Messaggero Veneto, è De Reggi che tiene in quota il San Daniele, che ritorna a non subire gol, dato importante, e ritrova i 3 punti per restare nella zona medio-alta della classifica. Adesso vediamo proprio questi due servizi, Lumignacco-San Daniele, e da Rivignano Tolmezzo il servizio di Simone Fornasiere.
Non riesce proprio a vincere il Lumignaco di Ermanno Tomei, questa volta perde in casa con il San Daniele che resta a -4 dall'Azzanese. È in scia la squadra di Bortolussi in eccellenza, resterà in 8 invece il Lumignaco di Tomei. Cacciati, Borsatti, Sannino e Ferro, tutti nella ripresa. Qui la prima occasione per il San Daniele, Osso Armellino, debole però con il sinistro, poi il Lumignaco con Gardelli, uno sguardo in aria, mette il pallone, poi Puddu di testa, ci arriva prima di tutti, prende il palo, la palla toccata anche da Cicutti e il primo miracolo non sarà l'ultimo. Al 32esimo, vantaggio del San Daniele, Osso Armellino dalla destra, Nardi che colpisce di testa, la gran parata di Bon, arriva però De Reggi, 1-0 San Daniele, il più lesto di tutti in area di rigore ad arrivare per primo sul pallone. De Reggi con il destro secco, qui non può niente il portiere del Lumignaco, ancora San Daniele, sempre con Osso Armellino, questa volta prova il piazzato sul secondo palo, in due tempi in qualche modo Bon, con il secondo tempo adesso succederà di tutto nella ripresa. Qui il primo rosso a Borsatti, chiara occasione da gol, vede bene l'arbitro Sfira della sezione di Pordenone, se ne va Borsatti e il primo rosso della partita, ce ne saranno altri due. Qui Osso Armellino sulla punizione conseguente, il pallone finisce alto. Una grande occasione poi ancora per il San Daniele, non è questo tiro di Osso Armellino, è questa palla che danza a pochi metri da Bon, la devia però male un giocatore del San Daniele, si rivede a sprazzi anche il Lumignaco. Qui però è facile la presa a terra di Cicutti, poi la seconda espulsione con Sannino che forse tocca di mano, forse no per l'arbitro, e sì, se ne va Sannino nella stessa azione, probabilmente per proteste verrà espulso anche Ferro, proteste che continueranno, quelle del Lumignaco, periodo davvero no per la squadra di Ermanno Tomei, subentrato alla guida proprio del Lumignaco che però avrà questa grandissima occasione, lavora bene sulla destra la squadra di Ermanno Tomei, il cross parte bene, Puddu in area, il miracolo di Cicutti e anche su l'1-0 del San Daniele, finisce così, non c'è più tempo, perde il Lumignaco. Punto importante in chiave salvezza quello in Palio Rivignano, dove arriva il fanalino di coda a Tolmezzo, deciso però a diminuire il gap dei punti, 4, che lo separano proprio dalla squadra di Mister Corosu. Partita strana dato che nel primo tempo, nonostante le tante occasioni da rete, non arriverà alcuna marcatura, cosa che invece avverrà nella ripresa nell'unico tiro in porta della frazione. Dopo 2 minuti la prima conclusione in porta è del Rivignano, con la battuta di Varutti che si chiude di poco a lato. All'11° però entra in scena il talento di Gregorutti, sarà ancora lui, e non è una novità, il migliore in campo. Il suo tiro, dopo una serie di finte ubriacanti, termina di poco a lato. Ancora Gregorutti, al 26esimo, evita così Collinassi e batte rete, trovando la deviazione in angolo di Cristin. 5 minuti dopo, dall'altra parte, un improvviso tiro di Varutti dal lato corto dell'area di rigore trova i pugni di Nardoni a respingere e spazzare la minaccia. Poco prima dell'intervallo, la migliore occasione dei Carnici parte ancora dai piedi di Gregorutti, che cicca completamente la palla al momento del tiro, servendo però involontariamente Cucchiaro, che, forse sorpreso, mette alto da posizione favorevolissima. Ripresa che cala di intensità, in cui latitano le occasioni da rete. Nell'unica, al 35esimo, il neoentrato Fior finalizza così un'azione partita dal cross di Rovere e servitagli, con l'ennesima giocata da campione, da Gregorutti, per il sinistro, che fa secco Cristin e regala vantaggio, vittoria e tanto ossigeno alla squadra di Maisano. Altra partita da vedere, quella tra ISM e Virtus Corno, le due squadre che in queste prime 8 giornate di campionato si sono divise lo scettro come sorprese della stagione. Prima parte l'ISM, poi alla lunga la Virtus Corno. Ne esce un pareggio con 2 espulsi e anche qui qualche decisione arbitrale contestata. All'ultimo respiro la Virtus Corno perde i 2 punti e il titolo del Messaggero Veneto, ma al di là delle espulsioni e dei presunti errori arbitrali, quello che ci interessa sottolineare in questa partita è il gol alla Birsa, possiamo dire così, di Zanolla, davvero un gol fantastico, guardatelo.
Rallenta la Virtus Corno che all'ultimo minuto perde 2 punti importantissimi contro l'ISM. Subito avanti però la squadra di Gianni Tortolo, che tanto bene aveva fatto nelle ultime giornate. Qui Zucchiatti la traversa, poi il pallone finisce in rete, ma non vale perché c'è un fallo fischiato dall'arbitro Tesolin di Portogruaro. Non riusciamo a capire da queste immagini di cosa si tratta, probabilmente una trattenuta. Risponde l'ISM con Filippo diagonale che finisce largo alla sinistra del portiere della Virtus Corno. Poi si scatena Davide Diav, le finte in area di rigore, la sterzata, poi il sinistro, l'uscita però del portiere dell'ISM Furios. Ancora Virtus Corno e ancora Davide Diav, questa volta parte dalla sinistra, si accentra il destro, il pallone non finisce lontano dal palo alla sinistra del portiere. Si rifà vedere anche l'ISM, qui un sinistro alto, pallone finisce molto distante dalla porta difesa da Kaucig. Molto più nitida invece l'occasione qui per Sirac, che è lanciato verso la porta, cade a terra, poi l'arbitro però ferma il gioco. Probabilmente una partenza in fuorigioco per Sirac, mani tra i capelli per lui. Con le immagini andiamo al secondo tempo che sarà a lui a decidere questa partita, con i 2 gol che firmeranno l'1-1. La prima occasione per la Virtus, ancora Zucchiatti, il sinistro finisce stretto sul primo paro, allora l'ISM si invola con Campanella, poi Sirac, il pallone però debolissimo, facile per Kaucig, occasionissima poi per la Virtus Corno. Bolzicco al centro per Zucchiatti, di testa, clamorosa la parata di Furios. Andremo a rivedere questa occasione, il cross e poi Zucchiatti che arriva di testa, giusti gli abbracci dei compagni per Furios. Meglio però la Virtus Corno, qui Giuliano per poco rischia l'autogol. Si rivede anche l'ISM con San Giovanni che però calcia altissimo questo sinistro da ottima posizione. Ancora l'ISM che sembra prendere fiato, questo destro che finisce largo non di molto alla destra del portiere della Virtus Corno. Virtus Corno che però andrà in vantaggio, sembra chiudersi qui la partita, siamo all'87esimo. Zucchiatti, il destro, non può nulla questa volta Furios, aveva fatto di tutto fino adesso il portiere dell'ISM, non può prendere questo destro di Zucchiatti, e l'1-0 per la Virtus Corno, passa in mezzo a 2, grande giocata questa di Zucchiatti e poi quasi sotto le gambe del portiere dell'ISM. Non è chiusa però la partita, perché arriverà di lì a poco il pareggio dell'ISM con questo grandissimo sinistro di Zanolla, imprendibile per Kaucig. Esplode di gioia allo stadio di Gradisca il sinistro di Zanolla quando nessuno ci credeva più. Il pareggio dell'ISM, una partita stregata per la Virtus Corno. Ci sarà anche il rosso a Mosanghini per questa brutta entrata ai danni di un giocatore dell'ISM. Qui è sicuro l'arbitro, il rosso a Mosanghini. Tra poco avremo anche l'occasione di rivedere l'entrata del giocatore della Virtus Corno, mentre ci sono le proteste proprio degli uomini di Tortolo. Il calcione da dietro, il rosso ci può stare, e 1-1 tra ISM e Virtus Corno. E adesso andiamo a toccare l'alta classifica, parlando di quelle squadre che recitano da protagoniste. Fra pochissimo parliamo del grande momento della Lazzanese. Prima però il Cras, che ritrova il gioco, così dice il piccolo, e riprende a correre. E insomma stiamo parlando di una di quelle che è stata dipinta come grande favorita, e pian piano sta arrivando, è lì ad un passo dalla vetta. Però attenzione, torniamo a parlare di arbitri, cioè neanche farlo apposta nella settimana in cui noi abbiamo la puntata il giovedì, c'è stato questo weekend da dimenticare purtroppo per i fischietti. Non so, sembra quasi una maledizione. Da quando è partito il caso Gemonese-Muggia siamo arrivati a questo crescendo, però cercheremo di approfondire tutto nella maniera migliore possibile giovedì alle 21, appuntamento con Della Siega. Ma nel frattempo il presidente dell'AIA deve fare conti con titoli che sicuramente non gli faranno piacere, purtroppo. Infatti la pagina del Messaggero Veneto, guardate, questa pagina parla solo di fischietti, purtroppo per loro. Prima abbiamo letto il titolo del 13° e poi qua in apertura Charlins colpito e affondato dal Cras e dall'arbitro. Proprio il titolo è netto, non solo per colpa del Cras ha perso il Charlins, ma anche per colpa dell'arbitro, le immagini chiariranno. E addirittura c'è una spalla del Messaggero Veneto che parla di questo momento, dice: i fischietti incappano in un sabato nero tra espulsioni affrettate e penalty dubbi,
e dice insomma 2 settimane dal caso Gemonese che ha fatto parlare, fa ancora discutere, gli errori arbitrali continuano a fioccare e a condizionare i risultati. Insomma, è vero, da quel caso poi è nato qualcosa di troppo, forse davvero va capito quello che sta succedendo, forse va anche ridimensionato, e per questo giovedì alle 21 c'è questa puntata speciale d'ottobre che tutta da seguire in diretta, e potete anche intervenire voi come società, potete fare domande al Presidente. Ma adesso vediamo cosa è successo a Rupingrande, e stavolta, ecco, che forse i miei appelli servono, le immagini arrivano grazie al CRAS. Ringrazio il Presidente Goran Kocman per essersi impegnato e aver servirci quindi queste immagini che mostriamo molto volentieri. Vediamo. Vince il CRAS, Charles Muzzane sempre più a fondo, 4-1 per i padroni di casa. Zanutta rischia la vittoria contestata dalla squadra del presidente Vincenzo Zanutta. Le immagini purtroppo non chiariranno le dinamiche dei calci di rigore. Questo è il primo, Corvaglia atterrato in area, Gruiz al dischetto, spiazza Clemente, fa 1-0. Saranno 2 rigori concessi al CRAS, contestati entrambi, ma ripetiamo, non potremo sbilanciarsi. Intanto queste immagini mostrano il cross di Politti, il colpo di testa di Marangone che dopo parecchie panchine risponde con i gol, e questo gol in particolare che riporta in parità il Charles Muzzane, ma dura poco la gioia dei ragazzi di mister Zanutta. C'è un colpo di testa di Zlogar e secondo l'arbitro Ret di Udine un fallo di mano di Corso. Ancora una volta impossibile dare giudizi, siamo troppo distanti. Si vede stavolta però Clemente indovinare l'angolo di battuta, intuisce, ma Gruiz può festeggiare. È il gol del 2-1. Nella ripresa maturerà la vittoria definitiva del CRAS. Charles Muzzane rischia di trovare però comunque il pareggio nel primo tempo, non ce la fa. Ripresa ancora il Charlins, conclusione da fuori, grande risposta di Calligaro in angolo, ben piazzato. Va detto che la squadra di Zanutta costruisce occasioni da gol, non basta però per tornare con punti da Rupingrande. Continuano gli attacchi del Charles Muzzane, spesso attento Calligaro, in altre occasioni invece non si finalizzano le azioni dei ragazzi di Zanutta, mentre si finalizza è come questa giocata bellissima di Corvaglia. Ci sarà il suo timbro su questa vittoria dopo aver procurato il rigore del primo vantaggio. Chiude lui i conti con 2 gol bellissimi, il primo il calcio col destro, secondo questo colpo di testa svetta e angola dove Clemente non può arrivare. Vince il CRAS che vede più vicina la testa della classifica, invece il Charles Muzzane laggiù in fondo e lotta a questo punto oggi per non retrocedere. Abbiamo visto e insomma detto, ci torneremo giovedì. Adesso invece andiamo a guardare Lazzanese. Qui non ci sono errori, c'è solo la bravura di una squadra che piace, che convince. C'è il sorpasso, come dice il Messaggero Veneto, Lazzanese scalza i cugini dalla vetta. Un'ottima squadra contro un Fontanafredda, l'abbiamo detto ieri nel corso di A Tutto Campo, che ci è apparso sottotono. Gustiamoci quindi lo scontro diretto tra prime della classe, Azzanese e Fontanafredda, e poi l'analisi dei 2 allenatori. Azzanese e Fontanafredda, il derby tra le prime 2 dell'eccellenza. Corner, pallone a centro area, la girata, poi il colpo di testa, è 1-0, Azzanese 1, Fontanafredda 0, il colpo è di Carniello. Non sono convinto che sia Carniello. 1-0 Azzanese, un po' rocambolesco. Ti confermo la ragione, il gol di Fagotto. Incredibile, Roman Del Prete in area col destro, Gorgato corre a riprendere, si arrabbia tantissimo con Spadotto.
Attenzione a Roman Del Prete, il dribbling fermato, arriva Grotto, il dribbling di Grotto, il destro, fuori di un soffio, Grotto, che bella giocata. Attenzione a questo retropassaggio, piccolo e bravo, però arriva palla Carniello, Carniello ancora, entra in area, molto bene, è incredibile, ben fatto sul suo palo, la giocata di Carniello, la giocata di questo folletto che corre via, Azzanese 2, Fontana Fredda 0. Grotto, ancora lui dalla bandierina, però ancora sul primo palo, la girata esce Gorgato bene. Spettacolare. Che bella la giocata di Olivotto, poi sul primo palo piccolo mette in angolo Olivotto, Azzanese, tutta insieme, sta facendo benissimo. De Pin, Carniello, ancora sulla fascia destra l'Azzanese che gioca, Carniello il triangolo bellissimo con Dalcin, palla al centro, arriva col destro, ma piccolo, compie una grandissima parata su Nonis, però questo è bel calcio. Olivotto la tiene lì, la domestica con grande classe, poi continua la sua azione personale, cede palla sulla destra, il cross, Olivotto di testa, alto, fuori di pochissimo, arriva palla a tocchetto, cerca di gestire, cerca di trovare lo spazio, si gira, solo l'illusione del gol, ma che illusione però. Fontana Fredda alla girata sotto porta di Salvador, fuori e brividi per Gorgato. Dalcin ancora, come sempre, Carniello vuole andare via, se la mette sul sinistro, la trova Piccolo che la tiene lì. Su Grotto c'è Strassiotto, c'è anche Olivotto, il raddoppio, va via bene però, calcio di rigore. E la giocata di Grotto che insieme a Tonizzo è stato il migliore in campo, direi, perché questa è una gran bella giocata. 47esimo, forse è troppo tardi, ma prova a metterci la firma Tonizzo su questo incontro che è stato solo, che ha parlato solo di Azzanese, ma adesso c'è la firma di Tonizzo, c'è anche il Fontana Fredda. Finisce 2-0 quindi per i padroni di casa grazie a mister De Agostini. In testa all'eccellenza c'è mister Giordano con i suoi ragazzi, è un po' una sorpresa. Azzano decimo, no, Azzano primo. Pesate tantissimo, oltre forse anche le sue previsioni, le assenze di Malherbe e Moras? Beh, non si regalano sicuramente una partita del genere due giocatori del calibro di Moras e Malherba, però insomma non dobbiamo attaccarci a queste cose qua. Siamo venuti qua per fare la nostra partita, i ragazzi hanno fatto il massimo che potevano fare oggi. A livello di impegno, sicuramente a livello di qualità non abbiamo espresso una buona partita e quindi ci sta insomma, che si possa perdere quando non ci si esprime al massimo. Oggi credo che ci siano anche tanti demeriti, specialmente i primi 20 minuti, tanti demeriti del Fontana Fredda, perché i due gol che abbiamo preso sono più figli di, chiamiamoli errori nostri, che credo di azioni loro, perché se poi andiamo a vedere azioni vere e proprie, forse ne ha fatte più il Fontana Fredda. Però ripeto, le partite si giocano anche in questa maniera, si vincono in questa maniera e non è un problema, ripeto, perché penso, ho dichiarato anche prima, spero che nessuno si offenda, ma credo che oggi sia Azzanese sia Fontana Fredda non abbiano espresso una grandissima partita di due squadre al vertice dell'eccellenza. Non siamo d'accordo, per una volta gli abbiamo detto con mister De Pieri, voglio capire cosa ne pensa lei quando dice che comunque oggi per l'eccellenza, dice lui, non abbiamo visto due squadre che hanno giocato bene. Sì, non è stata una partita bellissima esteticamente, però è stata molto bella a livello tattico secondo me. È chiaro che dopo siamo andati in vantaggio subito e li cambia un attimino, perché loro comunque erano 4 partite, mi sembra che non prendevano gol. E poi comunque dopo aver raddoppiato, noi, e gliel'ho detto ai ragazzi, non sono contento del fatto che le tante ripartenze che abbiamo avuto non sono state concretizzate e che forse ci vuole un po' più di maturità per far finire la partita. Il possesso palla che dovevamo fare, perché abbiamo le qualità per poterlo fare, non l'abbiamo fatta, però io dico la sincera verità, sono molto contento dei ragazzi. C'è una fotografia, fine partita 90esimo, prima del gol subito, che è un episodio in 4 che accerchiano Roman Del Prete. Possiamo metterla così? Sì, le partite le vogliamo preparare così, poi magari succede come 2 domeniche fa
in casa che il secondo tempo non siamo riusciti ad attuare il nostro gioco e il nostro pressing, ma quello ci può stare. Oggi è veramente stato l'emblema di una squadra che fa la fase offensiva, perché la facciamo sempre con 4 uomini oltre la palla, però quando c'è da fare la fase difensiva il primo che ritorna è Jonathan Tocchetto, insomma. Adesso andiamo a chiudere con la Serie D, da sottolineare la prima vittoria del Monfalcone, lo fa il piccolo a Campola, regala a Monfalcone il primo successo nello scontro diretto col Fersina Perginense, vittoria importantissima, sono 3 punti d'oro per la squadra di mister Zoratti, che dice nel dopo partita un'iniezione di fiducia sempre dal piccolo. L'UFM vince. Perde tra le polemiche arbitrali purtroppo la Sanvitese, ci sono una serie di errori, guardate anche di nuovo un titolo purtroppo, ve l'ho detto, non faccio apposta, leggo, mano pesante, la Sanvitese sconfitta dall'arbitro con 2 rigori contro e un espulso, titolo che richiama quello del Cerlis Muzzane. 0-0 invece il Tamai, un Tamai che prende 2 pali, 0 gol, sto leggendo sempre il Messaggero Veneto, invece sul Gazzettino si va a sottolineare, Birtic dice, che il Gazzettino dice la società Birtic non si tocca, non è in discussione l'allenatore per questo inizio, che effettivamente non è da Birtic, non è come ci aveva abituato negli ultimi anni il Tamai. Squadre che non stanno bene, resta ancora ammallata nonostante l'arrivo di Turci e Rossito la Triestina, la Sacilese fa il gioco, l'Unione fa un punto, questo è il riassunto della gara. Il giornalista Ciro Esposito dice proprio in apertura un tempo con la Furlan in silenzio, un finale con la curva e anche la tribuna che ha sommerso la squadra di Fischi. È proprio una stagione no. Guardate questa foto, mi è arrivato un contributo, proprio è stata spedita tramite WhatsApp, a me personalmente, è una curiosità. L'inizio di stagione della Triestina, guardate la foto, l'immagine della curva ricolma e l'entusiasmo e la curva di ieri. Penso sia emblematica questa immagine. Mentre per la Sacilese purtroppo spesso si dice che fa il gioco ma non porta a casa bottino pieno. Ecco, questa è un po' la contraddizione di Zironelli in questo momento. Se parliamo di squadre che non stanno benissimo, abbiamo detto il Tamai, abbiamo detto la Sanvitese arrabbiata, la Triestina e i suoi annosi problemi, andiamo a quella che sta meglio di tutte, piena di salute, il Pordenone si gode la vetta e aspetta altri 2 punti, l'articolo di Alberto Bertolotto di approfondimento. I 2 punti sono quelli che fa riferimento col mezzo Corona. E su questo caso sentiremo anche Giancarlo Migliorini, che ieri ha approfondito e ha spiegato come si deve leggere questo regolamento. Attenzione, ne parleremo domani anche da Tutto Campo Serie D con Marco Agrusti, perché bisogna leggere bene questo regolamento. Bisogna fare differenza in Serie D sul 95 e 94. 95 può scontare anche le squalifiche nella categoria di competenza, ovvero negli juniores nazionali per esempio. Il 94 invece è il classico fuori quota che deve scontarle con la prima squadra, ma sarà approfondito bene domani ore 20, Marco Agrusti e Tutto Campo Serie D. Per adesso ci guardiamo i servizi di Triestina Sacilese, la vittoria di sabato del Pordenone, la grande vittoria, e Migliorini in studio. Ieri era Tutto Campo, il direttore generale, che precisa su questi 2 punti che il Pordenone le aspetta per andare in fuga a +5 dal Marano, i servizi.
in faccia non possono coesistere, possono fare solo una cosa, scontrarsi. Fanno paura questi qua, con la Serie D non c'entrano niente. Pordenone e Marano però non possono stare insieme, devono eliminarsi. Ecco perché oggi è guerra totale. Stadio Bottecchia, Pordenone e Marano. Ha recuperato già il pallone però Buratto, poi Migliorini che lo lancia lunghissimo, dove c'è Ballarin con il petto rischiando ancora qualcosa. Deve uscire Cristofoli su Berzotti e poi Nichele, e fuori il portiere del Marano. Nichele sceglie invece di andare dall'altra parte per Florian. Lungo il cross di Favran per Zubin, c'è già il gol del Pordenone. Zubin, la disattenzione della difesa del Marano, ancora ha sbagliato Ballarin. Zubin non perdona, quinto gol il campionato, esplode il Bottecchia, è già 1-0. Ora Zubin alla tre quarti, Zubin si fa tutto il campo in orizzontale, poi gran palla per Buratto, Buratto sul secondo palo, arriva Florian, la parata di Cristofoli, era tutto buono. Florian, l'occasionissima per Pordenone per chiuderla forse già qui. Parte con il destro Rondon, va a giro sopra la barriera, è pericoloso, vola Careri, non serve perché il pallone sfiola l'incrocio dei pali. Gran punizione di Rondon, sempre Rondon, andrà sempre sopra la barriera. Parte Rondon, lo stesso calcio di punizione, palla sulla traversa, poi ancora al centro area, pallone che danza, c'è un fallo per il Pordenone, brivido, la traversa di Rondon sul calcio di punizione. Roveretto contro Pramparo, la finta, Roveretto passa per un attimo, poi il cross di Roveretto per Ferretti, il palo e poi il gol di Pozza, ma c'è fuori gioco, annullato il gol di Pozza, il palo e il secondo legno del Marano. Il lancio lungo, con il colpo di testa il palo, occasione dal nulla, probabilmente ha colpito lo stesso giocatore del Pordenone. Terzo legno nel primo tempo, sfortunato il Marano, va detto. Flore anche adesso si porta avanti il pallone, può spingere il contropiede sulla verticale per Berzotti, attaccato da Tedesco, Berzotti per un attimo se ne va, poi favorito da un rimpallo, ancora Berzotti, il numero che giocata Berzotti, ancora dentro il pallone per Zubin, è arrivato Ballarin, è buono però per Nichele, ancora Nichele, Zubin, è buono il pallone, Zubin, che gol, ancora Emil Zubin, la sta decidendo lui, il graffio del capitano, doppietta, il Marano è steso, 2-0 Pordenone. All'indietro per Dal Dosso, vede Tuniz in posizione regolare, Tuniz va in area, lo mette giù Pramparo, non c'è niente secondo l'arbitro, il tocco corto, Casella, a fianco a lui c'è ancora Florian, parte il cross di Casella, sale altissimo Nicolini, pallone sul secondo palo, ma attenzione Rosso per Zubin, e questa non ci voleva, non doveva cascarci Zubin, è andato da Ballarin, i due se l'erano promesso un attimo fa, arriva il Rosso per Zubin. Tedesco e adesso c'è Novati da solo contro il piede del Pordenone, Novati, il pallone parato da Cristofoli, poi Maccanne ancora in area, ancora buono, il cross ancora per Novati, lo mette fuori Garbini, che occasione per fare 3 e chiuderla davvero. Beccaro, parte il cross di Beccaro, lungo il pallone, al limite c'è Rondon con il destro, Rondon, Careri la mette giù a terra, si è rianimato adesso il Marano, solo Marano adesso, ma è ovvio che sia così, il pallone dentro per Ferretti, la sponda, può andare anche al tiro, si gira Ferretti, gran giocata, pallone che finisce sul fondo, ma questo è il Rulo Ferretti, Rondon, sul secondo palo c'è Bonazzoli di testa, pallone alto e se ne va qui, una grande occasione per il Marano, è finita qui, il Pordenone strapazza 2-0 al Marano, vince la partita della vita, si porta da solo in testa, può andare a più 5, Carmine Parlato è l'uomo del momento, il Bottecchia è uno spettacolo. Noi siamo molto confidenti di portare a casa ricorso in quanto la normativa è molto chiara in cui l'articolo 22,6 parla che un giocatore squalificato che cambia società a fine stagione o anche in corso di stagione e si porta in dote la squalifica la deve scontare nelle partite ufficiali della prima squadra. C'è un'unica, ho sentito delle posizioni che parla di settore giovanile, però la Berretti e la Juniores Nazionale non fanno parte del settore giovanile, ma fanno parte una della Lega Professionisti e l'altra della Lega Nazionale Dilettanti, e quindi voglio dire anche questo tipo di eccezione credo non sia realmente sostenibile. E insomma avete sentito Migliorini, quindi il suo parere molto chiaro e preciso. Domani cercheremo di approfondire ancora perché resta tutto ancora il dubbio, lo sottolineava anche nel suo articolo Alberto Bertolotto nel Messaggero, ovvero questa situazione che il giocatore Veronesi in quanto juniores avrebbe già eliminato la squalifica tra gli under, ma questo è il nodo da sciogliere e domani sentiremo anche
i pareri degli addetti ai lavori, cercheremo di capire meglio questo articolo, che poi è il comma 7 dell'articolo 16 di giustizia sportiva. Intanto vi abbiamo proposto le parole di Migliorini. Adesso però sentiamo anche le parole dei protagonisti di questa vittoria, sentiamo le interviste raccolte da Marco Agrusti sabato. Un inizio feroce, abbiamo già chiesto al Presidente, preparata così? Sì, sono contento per la società, contento per i ragazzi, per me stesso, volevamo questa vittoria, abbiamo battuto una grandissima squadra e questo è sintomo che i ragazzi stanno tenendo botta e stanno lavorando con grande sacrificio. C'è stata questa espulsione, da là è cambiata totalmente la partita, dove lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, essere più compatti, correre oltre il dovuto è stato, se vogliamo, molto molto importante. Questo è un grande merito dei ragazzi. È anche vero che avevamo di fronte una squadra importantissima, una squadra con dei giocatori di grande qualità, e dobbiamo fare in modo che i nostri giovani riescano ancora di più a aumentare, se vogliamo, questa personalità, perché in queste partite qua c'è bisogno di più coraggio e conoscendoli qualcuno aveva il freno a mano tirato. Il campionato adesso come adesso lo potete perdere solo voi? Ma no, dai, siamo all'8ª partita, comunque ci fa piacere rimanere là, sappiamo che abbiamo battuto una grandissima squadra, adesso stacchiamo la spina domenica, quando domani andiamo a messa, e poi dopo lunedì riprendiamo a lavorare, perché mercoledì c'è la Coppa Italia. Un Marano arrabbiato perché forse la partita poteva andare in modo diverso? Sì, la partita è stata giocata per 45 minuti, il secondo tempo non è stato giocato a calcio. Sono ammaricato perché abbiamo fatto 2 pali, una traversa, un gol grande come una casa annullato, e il primo tempo decisamente Marano migliore del Pordenone. Il secondo tempo non si è più giocato e noi siamo andati in pallone. L'espulsione di Zubin, le scaramucce con Ballarin, cose che capitano? Io ero distante, però probabilmente in quei casi sono in 2, non è solo uno che sbaglia. Purtroppo li ho lasciati in 10, che non è una cosa mia, però purtroppo, come vedete, sono stato anche provocato per dei pugni in faccia, però purtroppo ho sbagliato io e niente, mi dispiace. Il calcio d'angolo è venuto lì proprio per darmi 2 cazzate in faccia, infatti c'erano anche i segni e purtroppo io per devincolarmi l'ho preso e l'arbitro ha visto così, giustamente, ma mi ha buttato fuori, ecco. Chiudiamo con una curiosità, perché Marco Agrusti la scorsa settimana fa la puntata di approfondimento dal De Marchi, mostriamo la trasmissione anche su internet, su Facebook, la nostra pagina, vi ricordo che trovate tutte le trasmissioni, poi il link sulla pagina Tuttocampo per rivedervele, e lancia i pronostici. Un collega, Rosario Padovano del Messaggero, che scrive anche sul Messaggero Veneto, io lo devo citare perché è troppo divertente questa cosa, guardate, c'è proprio la pagina di Facebook, quel giorno cosa scrive tra i pronostici: vince il Pordenone 2-0, doppietta di Zubin, il Marano prende pali. Usa addirittura il plurale, un veggente, una cosa curiosissima. Beh, ha indovinato tutto, ci mancava i 3 pali per l'esattezza e il gol annullato, poi l'aveva indovinata in maniera completa. Insomma, una curiosità, una cosa simpatica che abbiamo sottolineato in chiusura di trasmissione. Ma in chiusura di trasmissione l'omaggio alla giornata splendida vissuta dal Pordenone, a parte chiudiamo anche il discorso multe, vi ricordiamo che i vigili, ne abbiamo parlato sia sabato che domenica, hanno fatto queste multe fuori dal Bottecchia, anche ieri è stato espresso da tutti in studio la sensazione di un grande autogol del comune, in questo caso, che prima fa l'appello ma poi arrivano i vigili e mettono quasi 100 multe, insomma una cosa veramente paradossale che non ci è piaciuta per niente, però la comunicazione del Pordenone oggi ufficiale, ci aveva anticipato qualcosa ieri Migliorini, il presidente dice: chi verrà allo stadio col Vittorio Falmec, i multati entreranno gratis.
è comunque un'iniziativa da lodare, quella del Pordenone, che comunque cerca anche di, come società, di andare incontro a questi tifosi che sono stati tantissimi al Bottecchia sabato pomeriggio. Per ognuno di loro, o quasi, c'è un'immagine, sono quelle di FVG Sport Channel, che segue il Pordenone da vicino. In chiusura c'è questa clip che racconta la giornata di Pordenone, lo racconta con le immagini, i volti, 1500 protagonisti insieme a quelli in campo che hanno tifato Pordenone e hanno vissuto una giornata da ricordare per questa squadra. Grazie per averci seguito, a lunedì prossimo.